Tommasino Giaretta, scrittore e sceneggiatore, oltre che attore. Perché ha voluto proporre L'uomo invisibile di Bolzano? Beh, prima di tutto per un omaggio a Bolzano che mi ha ospitato e che mi ha offerto questa splendida opportunità. Poi perché dei tre racconti credo che sia quello che ha creato più suspense e credo che continuerà ancora a farlo. Buonasera Parona, buonasera. Sempre così da Moesina. Allora, dovessi avere che qua a Bolzano neanche un tosetto non era disposto ad andare per notte. Soprattutto peccati della carne. E l'anfora, l'origine dell'anfora. L'anfora è una storia che mi è stata raccontata da piccolo e che io ho deciso di presentare qui questa sera perché c'è un risvolto così che mi induce a pensare che l'odio, la cattiveria, l'invidia erano presenti allora ma lo sono ancora di più oggi nel mondo che ci circonda. Per farti contento, siete voi, ti faccio avere due desideri. Quello che te vuoi, qualsiasi cosa, piccola o grande, bella o brutta, buona o cattiva, sarà o di sabia. Beppin non sapeva più cosa fare e neanche dove sbattere la succa, se dosso un muro o dosso un pratano. E la strega è autobiografica. Beh, per un certo punto sì, la Bettina io l'ho conosciuta, ricordo quando mia nonna mi diceva non andare al di là del muro che separava la nostra corte dalla sua perché la Bettina è una strega. In realtà io ho cambiato il nome alla Bettina per non generare sospetti, ma la Bettina è veramente esistita. In paese a portare l'ombrello aperto era solo la contessa Tacchi per riparare la sua delicata pelle bianca dai raggi solari. Non certo la Bettina, che aveva una pelle essiccata e scura come quella di uno scarbonasso. Con la scusa di andare per Pissacan ha appiccicato la maledizione alle viti. E se non bastasse il vin matto, nel giro di qualche anno le viti di Beppi Caneva erano morte. Innanzitutto grazie. Questa è una proposta nata tempo fa. Noi altri come Proloco questa idea la dobbiamo abbracciare subito, perché comunque si va in drio con la storia. Voglio ringraziare anche il presidente del consorzio Astico Bretta, che lo avevamo qua, Francesco Preto, perché? Io dico, perché anche da parte sua le sta un po' il promotore, perché dovremmo valorizzare queste cose, dovremmo tornare in drio. La regione ha fatto in modo di scegliere le Proloco perché le Proloco sanno organizzare, come del resto in questa serata. La Proloco merita veramente un applauso da parte di tutti, come del resto è stato fatto prima, però voglio dire, la Proloco ha scelto bene perché ha scelto gli artefici giusti, ha scelto la compagnia giusta, ha scelto poi cosa dire, anche lo scrittore giusto, che poi è conosciuto nel nostro territorio, inserito bene nel nostro territorio, e poi ha scelto quest'anno, io direi che ha fatto la differenza, la persona che ha avuto questa idea, che è la dottoressa Penegossi. A lei chiediamo, in termini
perché di una cena all'interno di Veneto Mistero? Perché questi momenti di ricordi, di tradizioni, di storie che sono quelle che sono state raccontate questa sera erano racconti che venivano fatti in stalla, quindi in un ambiente dove il mangiare comunque o al termine, o durante, o prima o dopo c'era sempre. Quindi era un tema comunque sempre presente anche nella tradizione. E cosa c'è da svelare e valorizzare del territorio? Svelare e valorizzare, io direi dobbiamo andare a riscoprire e riappropriarci di tutta una serie di cose che sono scomparse negli ultimi anni o che rischiamo di far scomparire. È il secondo anno che si ripete questo evento. Ricordo giustamente che gli eventi, il mistero, gli spettacoli del mistero, è un'idea della regione, è giusto anche ricordarlo. È un'idea della regione che ha, come dire, scelto proprio la regione, l'UMPLI regionale per gestire tutto questo. Quindi sono le pro loco gli enti che devono sostenere questo evento. Cito soltanto, così anche per capire meglio, alcuni numeri. Quest'anno sono 253 gli eventi che sono in programma. Sono oltre 100 le località del Veneto coinvolte nel progetto. Sono 155 gli appuntamenti della programmazione. Sono 82 le pro loco dell'UMPLI impegnate in questa organizzazione. Sono 80.000, lasciamo stare i visitatori e quant'altro. Questo per dire che su oltre 100 eventi, 82 sono gestiti dalle pro loco.